troviamo in provincia di Verona con l'assessore regionale all'ambiente e alla protezione civile Giampaolo Bottaccin, che ci racconta i lavori che sono stati fatti per la sicurezza idraulica. Assessore Bottaccin, dove ci troviamo e che tipo di opera è stata realizzata? Qui ci troviamo a Mezzana di Sotto, provincia di Verona. Questo è un corso d'acqua in gestione ai servizi forestali regionali per quanto riguarda la parte a monte, quindi fino al centro abitato, dove i servizi forestali peraltro negli ultimi anni hanno investito 1.700.000 euro in opere e in manutenzione. Quella che si vede alle mie spalle è una cosiddetta briglia selettiva, valore 650.000 euro. Lo scopo è quello di trattenere il materiale solido che arriva, quindi lasciar passare l'acqua e trattenere il materiale solido che dovesse arrivare con una piena, quindi per esempio i tronchi, per esempio sassi di particolari dimensioni, in modo che evitino di andare a ostruire la parte che sta a valle, creando fenomeni di esondazione. È uno degli interventi che sono stati realizzati, ve ne sono stati fatti anche altri in questi 10 km di asta fluviale che sono competenza dei servizi forestali regionali. Peraltro servizi forestali che nella sola provincia di Verona negli ultimi 3 anni hanno investito 7 milioni di euro. Questi sono interventi che fanno parte del nostro piano che vale 3 miliardi e mezzo di euro di opere, dalle più grandi bacini di laminazione fino a opere più piccole come quelle che vediamo alle mie spalle o altre, che sono assolutamente parimenti importanti e che quindi sono assolutamente da fare. Noi abbiamo investito di questo piano, abbiamo già investito 1 miliardo e 600 milioni, ne mancano ancora da investire, ma la strada intrapresa è quella corretta. Purtroppo riscontriamo grosse difficoltà nelle normative, perché purtroppo siamo in un paese in cui le normative sono complicatissime. Per tagliare qualche albero in un corso d'acqua bisogna far mettere i cubi di carta e un sacco di domande, poi passa il tempo, poi passa la stagione, poi in alcune stagioni non si può fare, insomma è complicatissimo. E allora cosa succede? Succede che in tempo di pace si fa fatica a fare le opere e poi quando succede un'emergenza viene dichiarato lo stato di emergenza nazionale, il capo dipartimento della protezione civile fa un'ordinanza con tutta una serie di deroghe e una marea di leggi, e allora si può intervenire successivamente in tempi rapidi. Io credo che sia arrivato il momento, anzi sia passato il momento, di modificare le norme statali per semplificare le cose e consentire di fare i lavori in tempi rapidi anche in tempo di pace, prima che accadano le emergenze. Questo credo sia la grande sfida che deve essere compiuta da questo governo. Io so che ne stanno parlando, per cui mi aspetto che in tempi brevi arrivi una semplificazione vera che consenta di fare le opere in tempi brevi. Questa è un'opera visibile, tangibile, però ce ne sono tante altre realizzate che magari non sono visibili, ma hanno anche queste la loro utilità. Ricordo i rafforzamenti arginali, che magari non si vede nulla, però sono importanti. Questa è visibile ma neanche tanto, anzi ringrazio il sindaco per aver invitato la popolazione qui a vedere a monte del paese quest'opera. Magari qualcuno qua ci passa, non tantissimi, però magari ci butta l'occhio e non capisce bene a cosa serve, e quindi c'è stata anche la possibilità di spiegare quest'opera realizzata qui a monte rispetto all'abitato, ma che serve l'abitato. E poi si arriva fino, come diceva lei, alle diaframmature arginali, che una volta finito l'intervento l'argine sembra uguale a prima, ma in realtà è stato decisamente rinforzato ed è stato ridotto il rischio di rottura arginale, che è una delle situazioni che è capitata frequentemente in vari corsi d'acqua in Emilia Romagna anche recentemente. Quindi sono interventi che a volte non si vedono, ma che sono assolutamente importanti per l'incolumità pubblica, e io credo che bene facciano i sindaci che organizzino questi momenti di incontro, perché è bello tagliare il nastro quando si inaugura una piazza o un marciapiede, ma credo sia altrettanto doveroso tagliare il nastro e far sapere ai cittadini dove vanno a finire i loro soldi, i soldi delle tasse di tutti, e che una parte di questi soldi vengono investiti anche per la loro sicurezza. In chiusura lei ha parlato di incolumità pubblica, c'è un sistema di allerta a cui si affida la Regione Veneto ben preciso, c'è anche un piano, lei lo ha ricordato, studiato con l'Università di Padova. È un modo anche questo di aumentare le competenze e le possibilità di intervento. Ma da quando ci sono io abbiamo investito molto sulla previsione oltre che sulla prevenzione, e infatti con Vaia abbiamo azzeccato le previsioni più e meglio di tutte le altre regioni,
sono sempre previsioni, quindi il margine di errore c'è sempre, ma quella volta purtroppo avevamo ragione. Questo ha consentito di far chiudere tutte le attività nella zona montana e di conseguenza non si sono avuti danni alle persone come invece avrebbero potuto esserci se non avessimo fatto chiudere tutte le attività. È stata una dimostrazione chiara di quanto importante sia una corretta previsione degli eventi e noi ci stiamo investendo molto.